Auguri a Venezia per i suoi 1600 anni, auguri da tutta la comunità aeronautica civile. Venezia nel mondo del trasporto aereo è uno scalo fondamentale evidentemente nel nostro panorama nazionale. Il terzo aeroporto italiano, una città unica al mondo che accoglie turisti da tutto il mondo. Ci auguriamo che torni presto ad accoglierli a fine pandemia evidentemente. Una città con la quale abbiamo messo in piedi una serie di attività di sviluppo e di ricerca, non ultimo il protocollo firmato recentemente per la sperimentazione delle attività di guida urbana attraverso l'utilizzo dei droni, un protocollo molto importante perché a noi dà la possibilità di sperimentare queste nuove tecnologie in un contesto urbano altamente sensibile come quello di Venezia, dove vanno coniugate protezione ambientale e necessità di sviluppo. E devo dire che questo ci porterà sicuramente risultati particolarmente all'avanguardia che ci possono, se vogliamo coniare un epiteto, far immaginare Venezia come la più antica città del futuro. È evidente che in un contesto del genere la sfida che ci accingiamo a cogliere porterà beneficio non soltanto alla cittadinanza, ma evidentemente a tutto il Paese, laddove questo sistema dovesse funzionare verrà esportato certamente in tutte le altre città italiane. Devo dire che in questo Venezia ha sempre costituito un primato nelle nostre attività e da questo punto di vista non potevamo trovare un ambiente migliore per mettere in piedi tutte le capacità che oggi il sistema mette a disposizione. Per cui auguri ancora, la strada che ci attende è lunga, la percorreremo insieme nella speranza di poter nuovamente tornare a frequentare gli aeroporti in Italia e in particolare quello di Venezia a fine pandemia.